Secondo giorno qua ad Adria, ancora con i 4 gladiatori, meno uno che appunto, sarebbero 5 ma ne manca uno, eccetera eccetera. Allora, come sempre, Francesco Siviero, Sara Mazzucato, Alberto Martello, Roberto Pizzoli e manca appunto la Valeria Mantovan. Ci siamo lasciati ieri con la questione: c'è ancora la provincia a Rovigo? Facciamo fare un bignami veloce dal sindaco di Taglio di Po. Mi dicevi che la provincia esiste ancora, ha competenze veramente importanti, vedi scuola, viabilità, vedi la vigilanza, e quindi è un ente che esiste ancora nonostante una legge fatta da cani dal mio partito, questo devo ammetterlo, e quindi è un ente che ha bisogno di essere rilanciato. E qua mi rilascio quello che ho detto ieri, nel senso di dire che l'occasione sui diritti e sui di pesca, perché dico che era un'occasione politica persa? Perché era un'occasione di rilanciare un ente e un territorio che hanno sempre vissuto dei momenti un po' particolari, essendo provincia, non dico proprio bistrattata del Veneto, però una delle con le più grandi difficoltà, compresa tra una provincia come quella di Ferrara, che anche lì la fa un po' del padrone, Venezia, Padova. E quindi secondo me, esistendo ancora l'ente, avendo ancora tante competenze, tante forze, tante peculiarità, aver agito tutti quanti insieme dava il segno, il famoso se G6 batti un colpo. Ecco. Bravo sindaco, è stato veloce. Secondo giorno, seconda domanda. Io la faccio in generale, qualcuno se poi vuole rispondere. Lui ci ha fatto un bignami della puntata precedente, vi chiedo un altro bignami. È successo che sono scaduti i termini per il ricorso al TAR contro la proroga votata dal Consiglio provinciale, stanti i pareri contrari del segretario generale dell'ente provincia, dell'avvocatura della provincia e del presidente Ivan Dallara, ma non quelli dell'avvocatura regionale o di Stato che avvallavano la posizione dei 5 consiglieri. Io che sono uomo non politico, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Spiegatemi un po', ma in parole, senza far politichese, perché ieri eravamo un po' scaduti nel politichese, io a un certo punto mi sono perso. In parole molto semplici, e, insomma, come diceva anche Renzo ieri nel suo intervento, si è chiuso un round secondo me molto importante, perché in questo modo qua nessuno ha agito negli interessi propri e contro il Consorzio Cooperativo Pescatori nella proroga dei 15 anni, quindi non tanto contro la scelta del Consiglio provinciale ma contro la proroga. Questo è bene chiarirlo perché molte volte sfugge anche come idea collettiva, però il fatto è questo, perché oggi il Consorzio Cooperative opera con una proroga in maniera legittima per 15 anni in base a una legge dello Stato, grazie a quello che aveva già prima, cioè cosa? Un affidamento diretto dei diritti esclusivi stessi. Quindi ad oggi il Consorzio ha una proroga quindicinale davanti, nessuno si è opposto al TAR, di conseguenza rimane solo la possibilità di andare dal Presidente dello Stato, di fare ricorso al Presidente dello Stato, caso molto remoto, oppure che l'ANAC dico nel caso dove si era appellato. Perché o si faceva o si faceva. Esatto. La delibera, scusami. Prego. Dal punto di vista, il Consiglio provinciale ha approvato una delibera, nessuno ha ricorso contro, quindi la delibera è diventata esecutiva. Ma proprio tu ieri dicevi che tutti i pareri sono. Però ieri tu dicevi la storia non è finita. No, la storia non è finita perché ovviamente l'unico parere che contava rispetto a queste cose qua, rispetto ai pareri che tu hai definito, è il parere del segretario generale, la dottoressa Votta. La dottoressa Votta ha espresso il suo parere negativo. Adesso questa vicenda è finita, ma la dottoressa Votta ha anche annunciato che avrebbe fatto altri tipi di ricorso, inoltre come vedi, era su questo che come diceva una volta, ci capisciamo. E quindi, però dal punto di vista delle cose dette dal sindaco ieri, e cioè c'è stata una confrontation molto interessante, questo primo step dà ragione a loro, cioè nessuno ha fatto ricorso presso l'organismo giurisdizionale superiore che è il TAR. Nessuno può più ricorrere rispetto a questo, o si faceva prima o non si fa più. Quindi i 15 anni sono garantiti adesso a questo punto? Cioè sono irrevocabili? Sì, ripeto, meno che dove si ha interpellato la dottoressa, che di cui non ho neanche conoscenza perché non so neanche effettivamente dove abbia depositato questi documenti ci sia qualcosa, però a mio avviso, ripeto, entrando in un regime di legittimità anche legislativa, credo che non ci siano
cose da temere gravi, anche perché la Corte dei Conti su questa partita qua, essendo una proroga, quindi secondo me era sbagliato il contenzioso dal punto di vista economico prima, l'ANAC può dare la sua interpretazione, ma credo che difficilmente vada comunque in contrasto, comunque ad abolire la delibera. Non so, la magistratura, se poi arriviamo a tali... Questa è magistratura o la magistratura amministrativa. Subentra il diritto civile. Hanno potuto, nel caso di danni, eccetera. Contro la delibera sono passati tutti i termini previsti per coloro che avevano diritto ad esprimere, a formulare ricorsi. Altri organismi ci sono, ma non si sa chi li fa, chi li muove. Diciamo che dal punto di vista amministrativo, del diritto amministrativo, si può fare ricorso al TAR o al capo dello Stato. Siccome nessuno ha scelto niente. La domanda che come sempre io capisco fino a un certo punto perché ho dei limiti. No, chi è che potrebbe fare? Ma che il nostro è un paese complicato, cioè, ma chi è che potrebbe fare? Io non ho ancora capito. Chi è che potrebbe fare questo ricorso? A questo punto? Anche te. Vabbè, no, ma prima. Prenditi il microfono, sindaco, che è là in fondo. Cioè, c'era questa famosa immobiliare che poteva farlo. In realtà, per fare anche un ricorso al TAR o il Presidente della Repubblica, che sono i famosi 120 giorni, comunque è vero che chiunque può fare ricorso su qualsiasi atto della pubblica amministrazione, però è anche vero che quando tu presenti un ricorso al TAR e quando fai un ricorso davanti al TAR deve essere assistito da un avvocato, mentre il Presidente della Repubblica no, comunque deve avere un interesse da far valere. Non è che uno possa dire faccio un ricorso perché altrimenti chiunque potrebbe fare ricorso su tutte le delibere fatte da un comune solo perché sta sulle scatole del sindaco, ecco perché serve un motivo. Se qualcuno fa un ricorso in questo momento sui vostri famosi 15 anni... Non è più possibile farlo. Non è più possibile. No, non è più possibile. E 60 giorni di tempo dalla pubblicazione per il ricorso. Quindi 15 giorni sono irrevocabili. 15 anni, scusate. Quindi è stato un successo. Non è stato un successo, come dicevo, politicamente sicuramente no, perché ci siamo divisi per l'ennesima volta. Non è riaffritto anche il discorso che facevo prima, perché la proroga che è sempre stata data dal 91 ad oggi si basava su un principio fondamentale, che non c'era nessun altro che potesse gestire quel bene o che interessasse gestire quel bene, e il non presentare il ricorso ha dimostrato un'altra volta che non c'è nessuno interessato a gestire quel bene. Ecco. Ma se qualcuno fosse interessato, sarebbe interessato fra 15 anni? Ho capito bene? Adesso tu sei entrato nel dettaglio tecnico, a dimostrazione che era tecnico. Dopo un po' trasformare la tecnica in politica, ma che è l'annoso problema che riguarda le concessioni, i diritti esclusivi, perché è un istituto in concessione. Chi dà la concessione? La provincia. In questi anni la concessione l'ha sempre data la provincia, 3 anni. Le motivazioni della concessione era una delle motivazioni, il mondo della pesca che ruota attorno al consorzio pescatori, e cioè 13, 14, quante sono le cooperative? 14 cooperative, di fatto sono tutto il mondo della pesca, quindi l'istituto concessionario viene dato, va da caso a quei che proprio non c'è competizione, non c'è più e più mondi. Dov'è il problema? Che siccome noi siamo un paese complicato, per ora, non lo dico a caso, per ora non ci sono, uso un termine giuridico, appalesati motivazioni di natura organizzata contro questa ma essendo il mondo della pesca un mondo insidioso, perché ha tante voci, ha che da sperare che non che sia altro, ma è un mondo complicato, perché quelli che loro ritengono che il presidente della provincia ce l'abbia con loro e sanno benissimo che non è così, mentre il presidente della provincia ritiene che in realtà le modalità con le quali l'esercizio della pesca possa essere esercitato con tranquillità
passa anche attraverso altre strade di natura giuridica, che evidentemente adesso non sono mature, ma bisognerà fare in modo che maturino, perché questo esercizio, questa attività economica che ha milioni di euro di interesse e decine di migliaia di persone che ci lavorano, deve consentire agli operatori una tranquillità di lavoro. L'ultima domanda, poi dopo interrompiamo perché tempi del web, ma 15 anni sono sufficienti per essere tranquilli i pescatori? Per gli investimenti che dovranno essere fatti? Sono sufficienti per fare una programmazione, intanto che sia adeguata al valore economico che l'attività oggi esprime, e quindi poter fare una programmazione inclusa delle semina, dei lavori, della manutenzione ordinaria delle lagune. Adesso sa cosa vi parlo perché credo che abbia affrontato a livello regionale più di una volta. Chiaramente serve qualcosa di più completo dal punto di vista anche dell'organizzazione anche normativa della questione, che è quello che vuol dire. Il fatto sta che ad oggi, come diceva comunque Renzo, e qua lo possiamo affermare e noi quattro lo sappiamo bene, Valeria anche, l'unico interlocutore oggi che raggruppa tutte le licenze di pesca che vengono rilasciate dalla provincia, tutti gli organismi che oggi hanno valorizzato quelle lagune all'interno delle consorzi cooperative. Chiaramente se le cooperative fossero state divise o c'erano delle situazioni diverse, probabilmente oggi parlavamo di qualcos'altro. Su questo sono d'accordo, come sono d'accordo che probabilmente Ivan aveva cercato una strada diversa dalla nostra per trovare comunque una soluzione, però è anche vero che oggi il bando che era stato palesato, perché la dottoressa a volta diceva bene pubblico uguale bando pubblico, no? Semplificando, può essere anche vero, ma è anche vero che dal 91 ad oggi si è dato in trattativa privata perché il legislatore aveva previsto comunque attraverso anche la norma stessa, e questi ci sono tutti i pareri possibili e immaginabili, che l'affidamento diretto era possibile, cercando di parlare il più chiaro possibile anche per chi ci ascolta. Sì, innanzitutto per me. Quando, siccome il demanio non è mica tuo, allora ci vogliono criteri all'interno dei quali sì, nel senso che è pubblico, è di tutti. Allora, siccome non è tuo personale, per cui il consorzio pescatori trae un reddito alto, allora di che cosa si preoccupa la legge? Che ci siano criteri oggettivi. Certo che se non è nessuno che vuole andare, infatti da questo nasce la prima concessione. A un certo punto all'interno del mondo della pesca e all'interno quindi anche i consiglieri provinciali e la provincia, non so cosa, a un certo punto c'era un dialogo in corso e a un certo punto non so cosa sia successo, track si è interrotto. Adesso, come tutte le cose, uno fa le sue battaglie, siccome non è morto nessuno, quindi sarà utile, e chi ha più testa la deve usare, per chi ne ha meno o chi è più tranquillo lo deve usare, perché voi sapete bene che bisogna vincere, mai stravincere. Quindi è il caso di gettare un ponte levatoio. È una bella perla questa. Questa qua secondo me è una perla democristiana, Questa è una perla democristiana. Ogni tanto, sai, io è un po' che lo conosco. A lui, il democristiano che in lui viene fuori come un gambling. Ma che lo prendo come un grande complimento. Deve essere un complimento. Posso fare una domanda a Renzo Marangoni? Puoi, ne hai facoltà. Visto che noi la facoltà, al di là del fatto che il ponte Non levatoio, tirare il cavo che dopo ci si imblocca tutto. perché io lascio lì, ma dopo il cavo tocca il piede suo e dopo senti i rumori e dai la colpa a me. Ecco. Allora, al di là del fatto che il ponte levatoio dobbiamo gettarlo sempre noi, ma quando ci sono due controparti si può fare anche metà ciascuno il ponte levatoio e non è ancora visto quella metà gettare un ponte levatoio. Non morire qua in diretta perché sarebbe uno scoop, però. Sarebbe uno scoop non differente. Non faccio gesti. Ti faccio una domanda da buon politico. Allora, No, lo stiamo perdendo. io so fregarmi. è l'emozione di essere qua con noi. Ma no, ma andiamo attraverso la cosa. Da È l'ingordo che in te. vecchio politico, diciamo così. Adesso che ci siamo scontrati, Politico sì, vecchio no. vecchio esperienza, Ah, ecco. navigato. Dai. Allora,
Adesso noi ci siamo scontrati in Consiglio provinciale, siamo arrivati ai ferri corti, abbiamo approvato questa delibera, adesso c'è stato il passaggio che nessuno ha fatto ricorso al TAR. Tu, se fosse posto il Presidente della provincia, continueresti ad andare sui giornali a dire ma adesso c'è ancora questo, ma adesso c'è ancora questo, ma adesso c'è ancora questo, o ti fermeresti e dire vabbè, siamo arrivati a questo punto qua, ricuciamo e tentiamo di andare avanti? Io farei una cosa, non lo direi, scusate, non lo direi, ma inizierei una serie di contatti e incontri con voi, dandomi un tempo, 5 giorni, 10 giorni, 15 giorni, tempo nel quale vedo di esperire tutte le condizioni e di chiarire tutti gli aspetti. Quindi non continueresti a scontrarti con i consiglieri? Come ad esempio cacciarli, ecco, però Allora, siamo arrivati alla fine. Naturalmente, Presidente, prenda tesoro di quello che dice Renzo Malangon. Io parlo spesso con il Presidente della provincia, Quindi... ma spesso non mi ascolta. Probabilmente immagino. Anche questa me la vedo. Bravo. Questa è una grande battuta. Ma i tanti che tira la giacchetta, quindi provate a immaginare. Detto questo, ringraziamo Alberto Martello, Grazie a voi. pro sindaco di Canaro, che ha abbracciato la causa di noi deltini. È stato un piacere, è stato un grande È stato un piacere anche per noi, io sono di Taglio di Po e ci fa piacere che anche quelli di Canaro, che nonostante tutto non conoscono molto il Delta, ci abbiano appoggiati. Il sindaco di Taglio di Po, Francesco grazie a tutti Siviero, voi. la bella, unica femmina in tutti i nostri spezzetti, Sara Mazzucato, e naturalmente Roberto Pizzoli, ringraziando anche Valeria Mantovan che doveva venire ma non c'è. Valeria. Naturalmente si ringrazia Sua Eminenza. Tu hai un po' di cardalica di... no. Sono un laico. Arrivederci a tutti, tanti auguri ancora di buon anno. E lo sprizzetto la prossima settimana non sappiamo dove saremo. Comunque a me piace fare lo sprizzetto perché specialmente quando ci siete voi politici non capisco niente. soprattutto mi perdo.